Al Marco Salmeri si alza il coro rossoblu, il Milazzo è inarrestabile e nella sesta giornata del girone I di Serie D firma un'altra impresa 2-1 all'Athletic Club Palermo che cade per la prima volta in campionato. Dopo il successo in Coppa Italia i mamertini si confermano la bestia nera dei nero-rosa e regalano ai propri tifosi una giornata da incorniciare. La partita si accende subito al quarto minuto, Faccetti semina il panico con una splendida azione personale, ma Mileto è attento e salva i suoi. Pochi minuti dopo lo stesso Faccetti ha sul sinistro la palla del vantaggio ma spreca tutto calciando fuori dopo un pasticcio della difesa rossoblù. Dall'errore al capolavoro la strada è breve, all'8° minuto il Milazzo colpisce, Peppe La Spada prende la mira da fuori area e lascia partire un destro telecomandato che sorprende Greliak fuori dai pali, il pallone si infila sotto la traversa, gol meraviglioso, primo in Serie D per il classe 2001 e pubblico in estasi. I rossoblù volano sulle ali dell'entusiasmo e al 33° confezionano un'azione da manuale, Salvo ispira Bosetti che con un velo geniale apre il varco per La Spada, il numero 10 non ci pensa due volte, col mancino insacca ancora, doppietta da sogno e 2-0 Milazzo e delirio sugli spalti del Salmeri. L'Athletic prova a reagire prima del riposo ma il colpo di testa di Micoli finisce alto. Nella ripresa l'Athletic prova a risalire la china al 48° episodio controverso in area milazzese con i nero-rosa che reclamano un rigore per un presunto contatto ma il direttore di Garazzini lascia correre. Il momento decisivo arriva invece al minuto 56 quando Micoli viene toccato da Cassaro e stavolta l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri va Maurino, glaciale, spiazza Mileto e fa esplodere la propria panchina e 2-1 Milazzo. L'Athletic si riversa in avanti alla disperata ricerca del pareggio, al 70° Bonfiglio ci prova da fuori ma il suo destro termina al lato di un soffio. L'ultimo quarto d'ora è un assedio, al minuto 95 ancora Bonfiglio, stavolta di testa manca il bersaglio per questioni di centimetri, mentre al 98° Micoli svetta più alto di tutti, ma Mileto è strepitoso e con un intervento miracoloso blinda il risultato. È l'ultima emozione di una gara mozzafiato, con questa vittoria il Milazzo aggancia proprio l'Athletic a 9 punti, allunga la sua striscia positiva a 3 risultati utili consecutivi e manda un chiaro messaggio al campionato. Per l'Athletic invece arriva il primo stop stagionale, una sconfitta che brucia contro una squadra che ha brillato per intensità, coraggio e lucidità nei momenti chiave.